Bentornati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Un importante accordo è stato sottoscritto tra Confindustria Alto Adriatico, Autorità Portuale di Trieste e Interporto di Pordenone. L'intesa prevede almeno un collegamento ferroviario al giorno per spostare le merci tra Pordenone e Trieste con una settantina di container. Questa mattina la presentazione. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, un importante accordo firmato tra l'autorità portuale di Trieste, l'Interporto e voi di Confindustria naturalmente per il traffico ferroviario che unirà appunto questi due estremi della regione. Ma io lo considero un primo frutto importante nell'ambito delle volontà che avevamo quando abbiamo costituito Confindustria Alto Adriatico. Mettere insieme la città della scienza e della logistica in questo caso e la città della manifattura, il territorio della manifattura era un progetto e sta diventando una realtà. Questo significherà integrare tutte le piattaforme logistiche esistenti in questa regione e legarle in modo forte ad una enorme, grande realtà logistica che è il porto di Trieste. Le merci che andavano via su gomma verso il nord Europa attraverso i valichi austriaci adesso possono essere trasportati su treni e giungere anche via treno direttamente nel cuore dell'Europa. Quindi la svolta green sul piano dei trasporti è una realtà incontrovertibile in atto. Tenete presente che sarà sempre più difficile attraversare i valichi e i confini verso nord con Svizzera e Austria, proprio perché le politiche green di quei paesi limitano sempre di più e rendono sempre più meno economici il trasporto su gomma. E questo passaggio di oggi è fondamentale perché ci permette di arrivare a questo tipo di obiettivo, cioè il fatto che il porto non è solamente un soggetto che si inserisce e che addirittura in alcuni casi può essere di vantaggio per soggetti esterni al territorio, ma invece il porto, anche attraverso le sue relazioni con soggetti esterni, determina delle economie positive per i soggetti che sul territorio stanno. C'è da dire una cosa, ormai è un dato di fatto per chi opera sia a livello industriale che a livello logistico, che l'industria diventa sempre più lean, sempre più leggera e quindi molto somigliante ai servizi e alla logistica, e la logistica invece diventa in qualche modo sempre più pesante, nel senso che tutta una serie di attività che una volta venivano svolte all'interno dei siti industriali spesso vengono trasferite all'interno dei magazzini che stanno per esempio nel porto piuttosto che all'interno dell'Interporto. Noi stiamo lavorando per creare, come si suol dire in gergo, una relazione al giorno. Una relazione vuol dire un treno che viene, un treno che torna, no? Da per Pordenone, per cui il treno deve sempre viaggiare in tutte e due le direzioni. Questo è il primo auspicio. Dalla una stima che è stata fatta si possono arrivare al massimo a 3 relazioni al giorno. Questo numero può aggirarsi sui 35 pezzi per carico, per cui 35 container all'andata e 35 vagoni al ritorno. Ecco, entro quando? Stiamo lavorando su un'ipotesi di un mese e mezzo, anche perché ci vogliono anche le autorizzazioni da parte delle ferrovie nel concedere le cosiddette tratte orarie che non sono così facili da ottenere. Ecco, un ruolo da protagonista è anche quello giocato dalla Regione. La Regione assolutamente oggi è il regista principale, no? Perché ci ha creduto e ci crede nell'infrastruttura, perché è quella che mette le ali ai prodotti, altrimenti i prodotti non si muovono. Ecco, quali sono le merci che vanno e vengono e quali settori e per quali mercati? Beh, allora il nostro settore trainante è la metalmeccanica e il mobile arredo, no? Insieme agli elettrodomestici. Questi sono quelli classici, però a questo si aggiunge un interessante comparto dell'agroalimentare che è il vino, tanto per incominciare, e il mondo sostanzialmente del rifornimento delle materie prime. I mercati di importazione ovviamente sono la Cina, la Turchia, la Romania, la Serbia, il Far East comunque è coinvolto in pieno. Per quanto riguarda i mercati di destino, la Germania, l'Austria, il Benelux, l'Inghilterra, la Francia
i paesi scandinavi, questi sono i mercati più ricchi, ma anche i mercati che usufruiscono di più dei nostri prodotti finiti. Si è tenuta in mattinata la conferenza stampa dedicata agli interventi di edilizia scolastica da parte della Giunta regionale nella sede della Regione di Udine. L'ha seguita per noi Isabella Gregoratto. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo qui nella sede della Regione di Udine dove si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione di interventi che riguardano l'edilizia scolastica nella vecchia provincia di Udine. Con noi l'assessore alle infrastrutture Graziano Pizzimenti e l'assessore all'istruzione Alessia Rosolen. Innanzitutto su che cosa si punterà? Prima di tutto si punterà sulla sicurezza dei bambini a scuola, cioè quello di portare gli edifici a una situazione tale per cui c'è la garanzia dal punto di vista sismico e dell'efficientamento energetico, quindi un'operazione molto vasta che impegna decine e decine di milioni di euro per la provincia di Udine, ma in generale su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Ecco, questo per quanto riguarda il rischio sismico, ma anche per quanto riguarda la tutela Covid, emergenza Covid. Si punta anche a questo, si pensa un domani alla possibilità di che ci siano nuove emergenze? No, certamente dove si riesce rispetto agli edifici pensiamo e tentiamo di fare questo con delle aule modulari, vengono chiamate, cioè quelle che si possono ampliare o restringere a seconda dei casi. Certo è che partiamo da un patrimonio che ormai ha la sua data e quindi dobbiamo lavorare con quanto ci troviamo a disposizione. Quanti sono gli edifici interessati? Dipende, per quest'anno solo Udine sono 4 o 5 che partono già i lavori, quindi Uccellis, Marinelli, poi avevamo il Malignani, lo Stringer, insomma edifici di una certa anche consistenza. La cosa più interessante da dire, tra le cose più interessanti da dire certamente è la costruzione di una scuola fatta a moduli, ex novo, prefabbricata di un certo modo, anche fatta bene, in un certo stile, che diventa poi all'inizio la scuola per il Marinelli per poter poi fare i lavori sul Marinelli, poi diventerà anche una scuola polmone per far girare tutti gli altri studenti per fare i lavori nelle altre scuole. Ecco, proprio per quanto riguarda l'istruzione, la didattica, le difficoltà che si stanno affrontando in questo momento e le difficoltà che verranno abbattute proprio con la ristrutturazione degli edifici. Ma io ricordo solo un dato, sulla fibra e la digitalizzazione delle scuole abbiamo messo 19 milioni di euro. Sono fondi fondamentali per una scuola che cambia, per qualsiasi situazione la scuola debba affrontare, e devo dire che il Covid sicuramente ci ha consentito, e anche i fondi europei che arriveranno, ci hanno consentito di rispondere in maniera tempestiva. E con le problematiche anche degli studenti, adesso ci sono gli studenti che non possono ricominciare scuola, quindi si trovano in difficoltà sia gli insegnanti che gli studenti. Con il 31 via libera ci sarà questa possibilità di riprendere la scuola nelle superiori? Domenica entriamo in zona arancione e c'è una curva epidemica perché sono solo i dati sanitari quelli che ci hanno chiesto di essere così stringenti nelle nostre restrizioni, e i dati sanitari guideranno anche la scelta dopo il 31 gennaio. Momenti di grande incertezza per i centri commerciali divisi tra DPCM e le limitazioni delle attività commerciali al loro interno. Marco Pasquariello è al Tiare di Villesse, dove si attende certezza sul futuro delle limitazioni. A te la linea. Sì, buongiorno, siamo all'interno del Tiare Shopping Center di Villesse. Con noi c'è la direttrice Boiano, a cui chiediamo subito come stanno vivendo i centri commerciali e in particolare chiaramente questo grande momento di incertezza. Il momento è complesso e difficile per tutto il mercato a livello mondiale. La difficoltà sta anche nell'adattare l'operatività ai cambiamenti, diciamo, che ci impone il DPCM con una certa regolarità. E da un punto di vista commerciale noi abbiamo utilizzato questo momento di rallentamento delle attività per accelerare tutta una serie di lavorazioni interne che ci daranno poi la possibilità di riaprire in una condizione ottimale, e questo da un punto di vista della motivazione dei nostri negozi e dei nostri operatori
ha tenuto alta l'entusiasmo e la motivazione sul progetto. Abbiamo mantenuto il traffico, ovviamente abbiamo una flessione negativa dovuta al fatto che siamo chiusi il sabato e la domenica, però il traffico è stato ordinato ma costante durante la settimana, quindi abbiamo mantenuto un traffico accettabile e speriamo di riaprire in una condizione di entusiasmo migliore. Perché immagino che una delle difficoltà sia anche il fatto che le attività sono molto diversificate e quindi cambiano regole, cambiano limiti tra tutte queste. No, l'operatività è molto complessa perché dobbiamo costantemente monitorare i cambiamenti di apertura tra le zone arancione, le zone rosse e le zone gialle, però devo dire che i nostri operatori sono davvero collaborativi e sono anche molto ligi alle regole. Hanno con difficoltà continuato a offrire lo stesso livello di servizio a cui noi teniamo particolarmente e siamo stati premiati perché non solo non abbiamo perso un'attività ma ne abbiamo aperte altre anche durante il periodo pandemico. Quindi un segno di speranza verso il futuro, deve dire però immagino che faccia male vedere una delle attività fondanti del Tiare come il cinema ancora chiuso. Il cinema è chiuso, ma anche con il cinema stiamo lavorando su una progettualità che ci consentirà di riaprire meglio di prima. Benissimo, ringraziamo la direttrice, a voi la linea. Grazie a te Marco, assieme a Paolo Bassi per questo collegamento dal Tiare di Villesse. Ed ora noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea. Bentornati da voi la linea. Fino al 28 febbraio la foresteria del Castello di Tricesimo sarà a disposizione della Prefettura per ospitare i profughi. Dal 1 marzo invece la struttura assieme al maniero sarà in affitto al Comune. Ma ci spiega tutto Daniele Paroni che ha raggiunto il sindaco di Tricesimo Baiutti. A te la linea. Grazie della linea, sono con il sindaco di Tricesimo Giorgio Baiutti. C'è una notizia, di fatto un accordo che sancisce che fino al 28 febbraio la foresteria del Castello potrà essere utilizzata dalla prefettura per accogliere profughi e dal 1 di marzo cosa cambia, sindaco? No, dal 1 di marzo sostanzialmente il Comune ha fatto un'intesa appunto con la Curia Arcivescovile per avere in locazione tutta la struttura del Castello con l'impegno da parte del Comune anche a manutentare la parte esterna, soprattutto il parco del Castello, perché crediamo che una struttura così significativa ed importante per la storia, la memoria della nostra comunità, non possa essere destinata, come è stata destinata negli ultimi mesi, a un scopo seppur utile e necessario da parte della prefettura per l'alloggio temporaneo di persone che provengono da fuori regione. Sindaco, da una parte la foresteria appunto che può ospitare profughi, dall'altra il Castello. In molti diranno finalmente. Sì, certo, perché molti cittadini di Tricesimani tra l'altro non conoscono bene la struttura. Noi vogliamo restituirla in parte ad una funzione anche culturale, turistica, ma anche utilizzarla, diciamo così, in concomitanza con l'avvio dei lavori di ristrutturazione del plesso delle scuole elementari che inizieranno verso il mese di settembre, per poter spostare qui almeno 5 classi, diciamo così, delle primarie stesse, le quarte e le quinte, dando modo anche alla ditta che si assumerà l'onere di avviare il cantiere di poter lavorare in piena sicurezza. Sarà tutto un altro studiare. Ma certo, sì. Questo, diciamo così, ci consentirà anche di poter fare anche delle giornate di apertura, di illustrazione, di spiegazione anche un po' della storia del castello, delle sue articolazioni, della sua evoluzione architettonica che si è manifestata nel corso dei secoli in modo imponente anche per giungere alla costruzione di questo palazzo importante alla fine del Seicento da parte dei Valentinis. Da quant'è che non è più abitato? Il castello, quindi diciamo così, sostanzialmente è stato utilizzato fino agli anni 80 dalla Curia stessa e dalle ACLI in particolare per una serie di seminari che venivano fatti con gli iscritti appunto alle ACLI come casa degli esercizi spirituali. La foresteria aveva questa funzione, è stata una funzione importante per tutti gli anni 60 e 70 soprattutto, dopodiché c'è
c'era un piccolo anche diciamo così, gruppo di religiose che seguivano il santuario della Madonna Missionaria che sta di fronte al castello, che però diciamo così, recentemente ecco, si sono diciamo così, definitivamente allontanate dalla struttura stessa. Il santuario adesso viene seguito dai padri oblati di Gemona e non ci sono però delle presenze fisse qui né nel castello né nella foresteria del santuario. Grazie al sindaco di Tricesimo Giorgio Baiutti, anche alla nostra Beraldo per il supporto tecnico. A voi la linea. Grazie a te Daniele per questo collegamento in diretta da Tricesimo. Apre un bar in piena pandemia e assume una dipendente. Ieri mattina a Campoformido l'inaugurazione con pochi clienti, tutti a distanza, ma tanto entusiasmo. Aprire un bar in piena pandemia con tutte le limitazioni dettate dal DPCM, ma avete scelto di farlo. Esattamente, è stata una sfida per me, per l'azienda che ho aperto un secondo bar, il primo è a Bressa e in questo momento ho voluto sfidare un po' me, un po' la pandemia, sicuramente passerà. Sono certa che passerà, non può piovere per sempre e in base a tutto questo sono comunque felice perché lavorare con il pubblico è una cosa che ti dà tanto, ti dà tantissimo, ti riempie di persone che ti vogliono bene. Oggi mi hanno dato dimostrazione di volermi bene nonostante la pandemia e nonostante aver seguito tutti i protocolli che ci impone la legge da seguire. Sono stati bravi, corretti e spero in un futuro un po' più roseo per noi, per la nostra categoria che adesso è veramente stata abbandonata. C'è qualcuno che ha chiuso? Sì, ha chiuso, io ho deciso di aprire, sfidando tutte e tutti, sperando appunto che lo Stato ci aiuti e ripetendo questo, che essendo ben voluti da tutti ti aiuta ad andare avanti, a spingere, a fare girare l'economia, a contribuire a dare forza lavoro. Hai anche assunto una ragazza? Sì, assolutamente sì, perché ne avevo bisogno e perché sono dell'idea che bisogna aiutare questi giovani a creare lavoro e a contribuire nella formazione, nel dare aiuto a questi giovani che hanno bisogno di lavorare. Nonostante tutti licenziano, io ho pensato di assumere. Speriamo, incrociamo le dita. L'obiettivo è quello di ripristinare il vecchio trampolino di Grado inghiottito per sempre da una mareggiata nel 2012 e si tratterebbe del primo trampolino in mare aperto esistente al mondo. Daniele Paroni ha incontrato il progettista a due passi da dove potrebbe sorgere la struttura. Siamo sulla spiaggia deserta di Grado, sono con l'architetto Hasenhofer che è di fatto l'uomo che ha pensato a ricostruire un luogo mitico per Grado spazzato via da una mareggiata ancora nel 2012. Architetto, che idea ha? L'idea è di rifare il trampolino. Non come prima, no? Perché lo conosciamo da quando eravamo piccoli, da quando eravamo tutti lì fuori una volta, tante generazioni, ma di portare anche qualcosa di nuovo. Vuol dire il nuoto, che per esempio a Grado è un po', secondo me, sottovalutato, perché in tanti posti balneari ci sono anche piscine dove si può fare il bagno anche d'inverno magari, no? Che qua non c'è, e così se parto dal molo con la gara vecchia di una volta, ho le corsie virtuali che poi, dove c'era il vecchio trampolino, escono fuori dall'acqua e mi formano il nuovo trampolino con delle varie funzioni come un trampolino basso, un sand deck, una piattaforma, perché deve essere un punto anche stabile, perché chi va fuori in mare aperto deve avere un punto fisso, stabile, dove può fare una pausa, dove può fermarsi un attimo per ricordarsi anche com'era una volta, con la visuale là fuori, con i materiali, con tutto. Tornare con gli amici, quello è importante anche. Ecco, c'è un imprenditore che crede molto a questa idea.
il signor Soia, immagino, perché lui, grazie al consorzio, ha ripreso anche un po' in mano anche la situazione, perché c'è anche tanta gente che ci ha chiesto già nel 2012, no? Ma come mai che non fate niente? Ci hanno chiamato dall'Austria, dalla Germania, anche italiani chiaramente, soprattutto dal Friuli, che tutti conoscevano il vecchio trampolino, no? Hanno detto dai, dobbiamo fare qualcosa. Abbiamo subito cominciato a sviluppare certe idee, magari con materiali nuovi, materiali sperimentali anche, no? E grazie adesso al signor Soia, visto che nel 2013 magari non era il periodo giusto per riprendere subito il discorso appena crollato. Grazie a lui dal Consorzio Grado Turismo abbiamo anche un forte sostegno per portare avanti forse il progetto e per svilupparlo chiaramente ancora meglio con le tecnologie di oggi, per realizzarlo veramente, non solo per Grado ma anche per tutto il Friuli. Senta, quando potrebbe concretizzarsi? Quello dipende anche di tanti fattori, no? Perché noi fino a un certo punto abbiamo disegnato il trampolino, abbiamo tante idee come materiali, come si potrebbe evitare i problemi con i bassi fondali, che erano dei problemi già dagli anni 80, no? per renderlo anche più semplice da mantenere, no? Non che creiamo costi che dopo 5, 6, 8, 10 anni nessuno sa come sostenerli, perché alla fin fine è una roba divertente che deve essere divertente per tutti e non una manutenzione esorbitante che dopo 5 anni muore tutta l'idea. Ma è ancora da sviluppare sicuramente, e poi dipende anche dall'arco fin quando si può concretizzare veramente se la vecchia posizione è quella giusta, se possiamo farlo lì, come farlo lì. È abbastanza, come posso dire, è abbastanza complesso anche il tema, perché per noi è anche molto interessante, perché non c'è nessun trampolino in tutto il mondo rimasto in mare aperto. Vuol dire anche la progettazione è molto, come posso dire, molto interessante, perché non ci sono esempi, non c'è niente, no? È tutto da sviluppare, non ci sono altri esempi o progetti. Ringrazio l'architetto, guardate che giornata splendida nelle immagini del nostro Gian Domenico Ricci, il sole che si specchia sul mare di Grado, guardate che luccichio, è veramente tutto. A voi la linea, arrivederci. E noi siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con l'informazione di Telefriuli alle 16:30, buona giornata.